La Giunta regionale nella seduta dell'8 agosto, nell'ambito della riprogrammazione dei fondi POC 2014-2020, su proposta dell'assessore regionale dell'energia e dei servizi pubblica utilità l'Agrigentino onorevole Giovanni Di Mauro, ha deliberato in favore della SRR Agrigento Ovest lo stanziamento delle somme per il finanziamento di un impianto TMB, trattamento meccanico biologico, e dell'ampliamento della discarica incontrata Saraceno Salinella ricadente nel comune di Sciacca. L'impianto di TMB, con una potenzialità di trattamento di 300 tonnellate grammi, permetterà di trattare tutto il rifiuto urbano residuale prodotto nella provincia di Agrigento, mentre la nuova vasca di discarica, con una capacità di 500.000 metri cubi, consentirà a tutti i comuni della provincia un'autonomia nel conferimento per più di 10 anni, ponendo fine ai continui trasporti verso impianti di discarica situati in altre province. Il finanziamento rappresenta l'inizio di un percorso virtuoso che punta all'autosufficienza impiantistica nelle province della regione siciliana, rendendo sempre più efficiente il sistema di gestione dei rifiuti. Piena soddisfazione espressa da parte del presidente Schifani e dell'assessore Roberto Di Mauro, che evidenziano come la realizzazione degli impianti pubblici negli ambiti territoriali porterà non solo un ritorno in termini di gestione del servizio, ma anche e soprattutto un ritorno economico diretto in favore dei comuni e dei cittadini. La realizzazione degli impianti permetterà, secondo i dati forniti dalla SRR Agrigento Ovest, di ridurre i costi di trattamento e di smaltimento dagli attuali 200 euro a tonnellata a circa 115 euro a tonnellata, con un risparmio netto in favore dei comuni di 90 euro a tonnellata e una conseguente riduzione nella Tari che, ricordiamo, è a totale carico dei cittadini. L'assessore Roberto Di Mauro in ultimo ribadisce che la realizzazione di impianti pubblici deve essere mirata al recupero e al riciclaggio di materie, così come previsto dalle direttive comunitarie, traguardando così quelle tecnologiche e impiantistiche che possano permettere una riduzione del rifiuto da abbancare in discarica, garantendo al contempo ogni forma di recupero di materia anche in termini energetici.